Per gran parte delle 9.124 famiglie di inquilini delle case popolari, che a Padova sono di proprietà o gestite dall'Ater, la condizione abitativa è ulteriormente peggiorata. Si dice che il 60% avrebbe avuto problemi di morosità e quindi di ritardo nei pagamenti di bollette o spese condominiali. In realtà pare che il numero sia ancora maggiore. Gli inquilini si lamentano, vorrebbero manutenzioni più rapide e frequenti, aumentano il peso delle spese per l'energia sui bilanci familiari. Ci sono casi in cui le spese condominiali sono 5.000 euro all'anno a fronte di affitti di 80-100 euro al mese. In questi mesi le spese condominiali sono aumentate di 500 volte, abbiamo famiglie in estrema difficoltà, oltre alla crisi sociale ed economica abbiamo questo enorme aumento delle spese energetiche per scaldarsi e per avere la luce in casa e le persone non ce la fanno più. I comitati degli inquilini di via Brofferio, via Vivanti, via Morandini, via Pinelli, via Stratico, via Saetta chiedono al comune e quindi al sindaco di garantire il diritto alla casa e un incontro con l'amministrazione Giordani che finora sostengono non sia stata sufficiente. Abbiamo fatto una serie di incontri, ma questi non sono stati risolutivi. Finora purtroppo non c'è stato alcun passo avanti nell'aiuto da parte delle istituzioni pubbliche. Noi chiediamo un incontro al sindaco, ma anche al direttore dell'Ater, perché moltissimi condomini dell'Ater hanno questo problema, le famiglie sono in morosità e rischiamo una valanga di sfratti. Il pericolo è che di fronte all'incapacità di pagare tutte le bollette e le spese, l'Ater possa far partire le procedure di sfratto per morosità e a quel punto ci sarebbero centinaia di famiglie senza più una casa.